Quine sere ben chiataz, cugnovis. Al colleiucula macchine in tune scarpate fonde di smetros e al reste inchiastrat fra mieci la merins. Le succedut a Paular tala frazione di rucula autist che non è arrivata a vigni fur dal veicolo, dut sfracassat cul colà. I pompiers han stabilizzato la macchina che ieri in pericolo di colà anche modi plui dentro tal canal di sot. E han tirat furlon, ferit ma cussient. L'elicottero di soccorso lo ha menato all'ospedale di Udine, intanto i pompiers e i carabinieri si sono occupati di mettere in sicurezza la zona. Il ferito alla vudis purtroppis lesions, ma di fortuna non è in pericolo di vita. Un fantat di 17 anni è finito so di una macchina vuoi di Buinore a Pordenone in vie dalla Ferriere. A Chiappalu sotto è stato un automobilista che si è però anche fermato e dai gli primi scuri se ha acclamato il soccorso. Sul posto sono arrivati i sanitari, scontune ambulance e une automediche. Il fantat è stato menato in ospedale a Pordenone di fortuna con feriti no grivis. Gli sforzi dall'ordine comò a sondaura capì le cause dall'incidente. E un altro incidente con inferite è succeduto no sere di lungo l'autostrade a 20 vot fra Mieclis Iesudis di Cimpel e di Dazzan di Pordenone. Due le macchine che si sono trussate tra di loro sulla corsia in direzione di Puart. Una dalle due macchine è finita in tal fossal calcor in bande dall'autostrade, che altre invece si è fermata a 200 metri più in denant. Gli occupanti da due veicoli sono arrivati a vigni fur di Bessoi dalle macchine, ma per via dagli feriti sono stati soccorsi dai sanitari semenati in ospedale. Su questo sono arrivati i pompiers, la polizia stradale e autovie venete. E è morte vie parlagnot Teresa Cois, una dalle feminis più vecchis dal Friul Vignesi e Giulie. L'estate passata e aveva fatto feste paesi 100 votains di età in tale residenza polifunzionale di Chiampei ad un cul ficulis, gnecis e gli amministratori di Atimis e Faedis. Nonne Teresa ieri nassude e disevò di lui dal 1914 a Porzus e aveva vivuto la prima e la seconda guerra mondiale, il team dal fascismo, l'orcolà dal 1976 e tutti gli altri grandi avvenimenti dal 900, arrivando di superare 100 fastidis anche il Covid-19. Si celebra UE 25 di novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle femminis. No catalizzazioni di sensibilizzazione, fenomeni al cres di continui, tan per ciò che riguarda le violenze fisiche che psicologiche. La violenza viaggia sempre di più in rete, come che ha testimoniato la polizia postale, che ha messo in evidenza che sono cresciuti i casi di stalking, di revenge porn e di estorsioni su fondo sessuale. La Commissione regionale per le sparse opportunità ha presentato un depliant per aiutare le femmine vittime di violenza a denunziare e a cercare soccorso. E è stato presentato in regione il news settimanale La Voz dai Furlans, pubblicato dal gruppo Media Friuli. Il settimanale, tutto in marilenghe, sarà mettuto a vendi in cubbia con il Friuli. Presenza anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, il presidente dell'Arlef, Eros Cisilino. Senti. Io credo però che all'estate crodi si avvicende, no? Noi, il pubblico spingeva, il privato le dà da ora, c'è manca di funzionare una comunità, cioè il pubblico ti dà indicazioni e poi bisogna che le sia di un territorio. E io credo che anche gli imprenditori capiscono che un territorio che ha una forte specialità, la specialità e le responsabilità, fa decidere a no se si vince qui casino. L'asta era alta, ma sapevi che qualcuno sarebbe arrivato a passarla. E a Scugniva sei alta. Proprio perché Sting, e torni alle parole di prima, rivolte secco
al settore industriale e imprenditoriale, è importante investire sull'identità. La cura del territorio sicuramente ripartirà bene alla società, ma disinteressa anche all'economia. Settore che in quel momento qui è indispensabile per noi. E quindi tanti auguri per questa iniziativa e noi saremo sempre d'ogni. Grazie. Come di tradizione, domani si impierà prima d'allora il Nadal a Pradaman. Tanti appuntamenti in programma con spettacoli teatrali, sbellezza pai fruits e baracchins. Dagli avvenimenti che più la in si spiete arriveranno i terribili scaupaz Teufel, venga stai i fradis in trasfierte dai più malfamats Krampus. Sabato 26 di novembre ho una giornata di feste quando si pia l'albero di Nadal e con che feste qui si ti piace con tanti robi che sono il momento là che tu puoi mangiare, là che sono i frus per giocare e mattina vari le letture con il club ti leggo una storia per i frus poi picciui. Dopo di un spettacolo di teatri che le col gruppo Anatema Teatro, uno spettacolo col canto di Natale in cui si la rata i lux pui tipis de place di Pradaman, uno spettacolo che gira che va a torpe place e pai bors dal paese. Ma il momento poi sicuramente più interessante è il spettacolo dei Scaupaz che attaccherà via si sono quart e là che questi maschere, questi soms con maschere che fanno un po' pore sono ridotte ai frus e faranno un spettacolo leato ai fuchs e dopo di che si fermeranno con che sono i più giovani per una fieste, per fermarsi per fare le fotografie, magari i frus e varampore, ma arriveranno a vincere le loro pore denante a questi persone che rappresenti un po' il dismentare e passare a dismentare le robe più brutte per vivere il momento più bello che è le feste di Natale. Il 2021 ha veduto una vera esplosione dagli agriturismi in Friuli, Vignesi e Giulia, Dilu e la Confagricoltura che mette in evidenza che la nostra regione ha fatto segnare il secondo miglior risultato nazionale dopo la Sicilia. La ristorazione agrituristica regionale e proferisce quasi 65.000 posti di sentarsi, ma la pandemia pesa anche mo sugli scassi dagli agriturismi. Il valore di produzione, mezzan, aziende in Italia è di 45.000 euro, invece in tal 2019 all'iere di 63.000 euro. A son bielzà più di 500 le squadre snotate all'edizione 2022 di Teleton a Udin, che dopo la pandemia è torna in presince. Sintin il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Sentì alla presentazione di Teleton e le iniziative straordinarie che alle donghe raggiunge tutti i record di che altre edizioni. È un'edizione che è una manifestazione che mette donghe i valori di terre furlane, di solidarietà, di aiutori alle famiglie che hanno problemi di salute, con le malattie rare. E quindi bisogna dire che è veramente una fiesta di solidarietà e di pace. E bisogna in questi dici di pass per dare una risposta del Friuli che lavora e che si mette a disposizione di chi ha trained. E anche per Usgnot alle dut Gnovis al torne lunis di sere. Buone serate e mandi.